grandi musicisti, grandi compositori che hanno veramente reso la nostra terra, la terra degli dei. E tra questi compositori vi è in modo particolare uno che si chiama Francesco Paolo Contini, che è riconosciuto in tutto il mondo come il padre della etnomusicologia. È colui che ha messo per iscritto tutta una serie di musiche del popolo siciliano tradizionali, e quindi grazie alla sua encomiabile opera queste musiche millenarie non si sono mai perse. Ed è veramente doveroso, secondo me, da parte anche di un ente come il nostro lirico siciliano, di scoprire queste composizioni, perché non sono delle musiche come noi ci aspettiamo, tarantelle, diciamo. A volte si ha l'immagine che la musica siciliana sia veramente tarantella, qualcosa di folcloristico. Invece no, con la penna di Contini questa sua rivisitazione delle musiche tradizionali è una chiave completamente caratteristica, lo possiamo quindi considerare quasi come un vero e proprio Toschi siciliano, che ha reso, ha immortalato queste millenarie musiche, questi pentagrami ricchi di armonie, anche veramente di particolari melodici. Iniziamo subito quindi proprio con quest'opera, invitando gli artisti che daranno voce a quest'opera di Contini, Natale siciliano: Alberto Curaco tenore, Stefani Walter Boes soprano, Federico Parisi tenore, Angelica Sigorella mezzosoprano ed Eleonora Sigorella mezzosoprano. Al pianoforte il maestro Alistair Sonne. Come dicevamo, quest'opera si compone di 6 movimenti, risale al 1904, eppure essendo un'opera siciliana composta dallo stesso Contini, che ha adesso viene scritto Contini tutte queste nenne tipiche della tradizione musicale siciliana, non è stata fino ad oggi mai pubblicata. Questo ci fa riflettere che nel 2021, dopo non so quanti anni, ancora nessuno esegue questi capolavori musicali. Io faccio una mia piccola riflessione: prima di comporre come musiche, iniziamo un pochettino a riscoprire quelli dei compositori che ci hanno preceduto. Noi abbiamo avuto Pacini, noi abbiamo avuto Nenna, noi abbiamo avuto Moscuzza, Mandanici, grandi compositori che hanno fatto veramente la nostra terra, la terra di lo stesso Fellini. Però è veramente doveroso quindi anche un interessamento da parte delle istituzioni verso questi grandi compositori. Noi l'abbiamo sempre fatto e non faremo. E quindi sarà quella chicca, il Natale siciliano del 1904 di Contini, che segnerà l'edizione del 2021 del dicembre musicale. E sentirete molto particolare perché sono le tipiche melodie che tutti noi conosciamo e che appartengono al DNA del popolo siciliano, ma sentirete però una chiave armonica e soprattutto melodica del tutto particolare. Si compone quindi di 6 movimenti: la litania e pastorale della cornamusa per pianoforte, canzone di Natale per voce e piano, la zampognata per pianoforte, una pastorale sempre per canto e piano, la canzonetta della novena e poi il cosiddetto Natale cantato dagli occhi. Immergiamoci in questa musica che ci appartiene da un periodo veramente millenario, in questa chiave cameristica scritta da il privilegio di sentire queste musiche che ci appartengono nella vera positiva di tutti. Signori, buon lavoro, divertiamoci e viva tutti noi.
Thank you.